quindi starà, ne parleremo anche nella prossima ora, diciamo, con tanti operatori, con il mondo mercato, impresa, terzo settore, società civile, eccetera, eccetera. Starà quindi mettere a punto anche un gruppo di, come dire, di sorveglianza, di verifica e di organizzazione di questo percorso complicato. Da una parte per non perdere assolutamente un giorno nella storia che ci deve portare al nuovo ospedale, e dall'altra anche per mettere in campo un'azione molto complessa di riordino del servizio e dell'offerta in questi anni molto complicati, perché per un po' forse sarà possibile avere ancora freddino, a un certo punto sarà impossibile. Allora bisogna avere un momento in cui suppliamo con gli ospedali esistenti, poi valuteremo se anche l'Evato dovrà essere considerato uno spazio che temporaneamente riassume una certa funzione e così via. Insomma, poi sarà una cosa anche un po' partecipata questa, insomma, evidentemente è un passaggio così complicato merita molta attenzione. Come dicevo, adesso non voglio entrare nel dettaglio, però credo che possa essere consegnato alla stampa questa pagina. Siamo di fronte a un'offerta molto significativa di interventi complessivi nell'offerta di spazi, di strutture. Vorrei dire forse la cosa più significativa tra quelle che sono per partire, che è in corso la gara per realizzare finalmente anche qui un hospice a Sassana, insieme all'RSA, una struttura molto importante, perché questa è l'unica provincia della Liguria che non ha ancora un hospice e quindi in poco tempo anche questa provincia lo avrà. Insomma, noi cominciamo il nostro lavoro che ce n'era uno e mezzo, finiamo ce ne sono 6 o 7, insomma, sono 5 anni. Un'ultima cosa che volevo dire sulla lista d'attesa, perché non c'è volta che venga qui in cui non mi fermi un cittadino lamentandosi per le liste. Ora, noi abbiamo fatto un lavoro serio in questi ultimi mesi su 2 aspetti. Il primo è la scelta di investimento finanziario. Dal 31 di luglio questa SL ha 800.000 euro da spendere per fine anno, quindi sono tantissimi soldi. Il secondo lavoro serio è un lavoro organizzativo, perché a volte non bastano i soldi, a volte bisogna organizzativi. Abbiamo messo insieme la 5 e la 1, che sono forse le 2 realtà più distanti, non solo fisicamente, insomma, ma anche più distanti con la capacità di rispondere ai bisogni. Tanto la 1 è una realtà che ovviamente conosciamo molto bene, ed abbiamo chiesto alle 2 strutture di lavorare insieme per mettere a punto un progetto di abbattimento delle liste, che è stato predisposto, e quindi adesso dai prossimi giorni, diciamo, l'ASL ha risorse e piani e metodologie e esperienze, know-how, vogliamo dire, per richiamare la gente e dirgli vediamo prima di quanto fosse stabilito. Adesso per dire semplicemente questo deve avvenire. Questo è il frutto di un lavoro di risanamento che comincia a liberare qualche risorsa per servizi maggiori. 100.000 euro fanno parte di un pacchetto di 20 milioni di euro. Quanto abbiamo distribuito? 20 milioni di euro. Quanto? 23, 24, 25, che siamo riusciti a dare in più, cioè non previsti, diciamo, perché il risanamento comincia a liberare qualche risorsa. Non sono le uniche risorse che vanno su Spezia, per esempio su Spezia è andato anche un finanziamento per il completamento di Levanto, per esempio, ma anche altre sono risorse. Però ci tengo a dire questa cosa perché so che questa è una delle cose più sentite. Insomma. Infine, come ho detto già anche a Sazzano un tempo fa, così faccio dai, tutta questa massa di investimenti che supera i 200 milioni di euro, che se aggiungiamo ai 189 per l'ospedale, gli investimenti diffusi superano i 200 milioni di euro, complessi 230, sarebbero poco credibili se non spendessimo bene questi 800.000 euro. Perché la gente è contenta di sapere che nel 2014 sarà un ospedale nuovo, ma vuole che nel 2009 a ottobre avere un miglior servizio, insomma, è abbastanza evidente, perché su alcune cose semplici non è accettabile aspettare tanto tempo.
importante adesso misurare la capacità di questa struttura di spendere rapidamente questi soldi, di implementare, di attuare questo piano e di far capire alla gente che guardiamo al futuro ma anche al presente. In poche parole questo è quello che andiamo avanti. Adesso comincia un percorso importante, preghiamo tutti gli operatori di informazione, ma anche la parte sociale, il volontariato, di seguirlo, insomma, a partire dalla prossima tappa che riguarda appunto la settimana prossima. Naturalmente poi è compito nostro, diciamo, Regione, ASL, Infrastrutture Liguria, non perdere un colpo, c'è da fare anche la variante urbanistica, da completare il lavoro del Sant'Andrea, che ci può dare risorse aggiuntive molto utili. Dico aggiuntive perché abbiamo fatto un'operazione che prescinde da quello che proviene da Sant'Andrea. E vedete che quando quello arriverà, avete uscire con la sanità o anche per altre cose, sul territorio. E quindi c'è un lavoro da